Guardia chiusa! Sinistro, sinistro! Via, via, su ragazzi, su! Andiamo! Su le mani, su le mani! In linea, 1, 2! Oscar, adesso ti allenerai con Aldo. 1, 2! Magari. 1, 2! Manca! Manca! Calma, calma. Ma che fai? Sbrigati invece, sei sempre l'ultimo. Monta sul ring e fai i guanti con Oscar. Con Oscar non faccio i guanti. Hai paura che ti ritocchi il profilo? No, è un massimo, non mi alleno con un pugile di categoria superiore. Bruno! Fai i guanti con Aldo! E mi raccomando, non strafare. Stai tranquillo. Quello a FIFA. Non ha FIFA, ci tiene alla faccia. Beh, non è FIFA. È di quella buona pure. Se non avesse il debole del faccino avrebbe tutta la stoffa del grande campione. Dai sinistra! Campione chi? Se fosse del peso mio gli farei vedere io il campione a quel coccone di mamma. E tu sì che ce l'hai la stoffa del grande campione. Guarda un po', c'ha un pugno così grosso che manca il guantone e entra. Ma com'è? Metti dentro sto dito, no? Ma papà, lo sai, a me la box non... Sta zitto. Tu c'hai in difetto solo il complesso della timidezza. Ma una volta passato quello, a te la gloria. Ma chi te la leva? Già, chi me la leva, A chi te la leva? Tu sei nato per essere un grande campione. Campione di box. E di che se no? Ma campione di biliardo, di boccette, quello sì, ma di box. Biliardo? E che il biliardo è uno sport? E che per giocare a boccette c'era bisogno che ti facevo dire questi muscoli qui? Mi hai fatto male, mi hai Lo fatto... so, perché ancora sono un po' legati, ma mo vedrai che si sciolgono. Guarda che roba, come sei robusto, c'è la grinta del leone. Ma lo sai, figlio mio, che io ho passato tutta la vita mia per la carriera tua e non mi sono risposato per questo. Mica perché mi mancavano le donne, così ce l'avevo. Tale padre, tale figlio. No, e tu alle donne non ci devi pensare per niente. La box e basta. Uffa, Ma la come box, uffa? che straccio, Andiamo giù. Avasco, un cazzottino di prova. Ammazza che forza, oh. Beh. Andiamo, eh. Michele, eccolo qua, è pronto. Mi raccomando, fallo scobbare, perché voglio che al torneo ne faccia una poltiglia dell'avversario. Mi dispiace se c'hai i genitori, ma che vuoi fare? Questo è lo sport della giungla. Qui vince il più forte, il più furbo, il più scaltro. Vai. Vai a fare lo specchio. Lo specchio? Ma come non lo mandi sul ring a fare cazzotti? No. Ci ho messo 2 ore a infilare i guanti, mi piace tanto vederlo combattere. Perché? Lo hai già visto? No, ancora no, ma con quella forza. Ammazzalo. E quello c'ha la forza di Vasco mio. Ti avevo avvertito di non fare lo spaccone. Era solo un allenamento. Ed io avevo avvertito lui di non toccarmi la faccia. La prossima volta lo mando a dormire per mezz'ora. Scusami, non l'ho fatto apposta. Scusa me. Va negli spogliatoi, faremo i conti dopo. Lo sanno che in faccia non mi devono mai colpire. Ciao Aldo, Ciao. sei rosso lì? Si vede molto? Beh, è una bella botta. Ah, sei ritornato. Ci hai ripensato, vuoi sempre diventare un boxer? E perché? Perché sono un po' magro? Perché sono cresciuto in fretta? Ho volontario, vedrà che mi farò. Vai al sacco, vai. Non potrei fare i guanti. E con chi? Vai al sacco, ti devi rinforzare, devi essere forte, vai. Tempo! Piano, no! Che vuoi? Ragazzi, il sapone! Oh, ma che fai? Ti pulisci il pettine sono mutande mie. Ma dai, gira. Le mie scarpe! Le mie scarpe! Chi mi ha fregato le scarpe? Vedi che scarpe? Che sono scarpe queste? Non le vorrei nemmeno come ciabatte.
Ma Vasco, che hai imparato oggi? Questa mattina mi hanno insegnato a fare il gancio. Vatte. Il gancio, colpo che non perdona, A me questi allenamenti mi sfiancano. Che abbondanza! Vasco, presto il ventilatore! Il ventilatore! Il ventilatore, dai, portiamo il ventilatore, Largo. ci sono le ragazze! Largo, lasciatemi vedere! Largo! Oh, lasciatemi! Ma cosa fate? Largo! Un momento, voglio vedere! Largo! Mamma mia, che spettacolo! Ragazzi, basta, fine dello spettacolo. Forza? A posto? Andiamo, ragazzi, forza che è finito tutto. Oscar, ciao! Che eri tu quella che stava sulla grata? Fa tanto caldo! Ma che caldo è caldo, te l'ho detto che non ce ne via questi paragiti! Ma è la prima volta! E sarà pure l'ultima, per qui sono tutti una massa di Lazzaroni e se qualcuno te non sa attorno gli spacco la faccia a te e a lui. Cammina, va! Ragazzi, chi portiamo domani al mare? Non so, Anna, Olga, Lucia. Ah, se credete di farmi far coppia un'altra volta con Lucia vi sbagliate, Perché? Perché a me piace Rosa. Ho capito, va bene, tu sei per Rosa, ma io voglio vedere della gente nuova, non sempre le stesse facce. Hai ragione. Ciao, Smith. Ciao. Senti, perché non proviamo ancora col sistema del telefono? Magari, quello ha sempre funzionato. A proposito, ragazzi, il treno sta per arrivare. Andiamo? Andiamo? Andiamo. Ciao. È in arrivo sul settimo binario Qui non si treno vede accelerato nessuno, proveniente da Grosseto. Ecco le provinciali, arrivano i baschi, presto. Buongiorno, noi siamo della protezione della giovane. Noi ci avevano detto che sarebbe venuta una monaca. Lo so, ma questo è il nostro precettore e questo è il nostro ragioniere. Buongiorno, io sono il precettore. Sarebbe d'uopo, prima di entrare in collegio, visitare la Piantica. Perché la più antica? Perché ci sono i serci, gli scavi, meravigliosi. È un luogo di solitudine e di raccoglimento. Ragazze? Mannaggia, eccola qua. Vai a salutare la sorella. Buongiorno, sorella. Io non c'entro. Ah, c'è Aldo! Buongiorno, sorella. C'è anche Vasco! Buongiorno, sorella. Bravi, bravi! Questo è peggio del treno, sempre in orario, sa. Ecco lo scontrino per i bagagli. Ecco la medaglietta. Grazie. Questa per te E 15. e questa per Vasco. Grazie. E con questo alla stazione abbiamo chiuso, eh? Pronto? Tassi 207. Via Veneto 58? Grazie. Pronto? Dove? No, qua non ci sono taxi. Come non ci sono? Era un uomo. Pronto? Tassi 774. Dove? Via dei Becchi? Via Roberto Rebecchi. E dove sta? Oh, c'è una che ha una voce. Ma che voce? Va bene, adesso vengo. Scommetto che è una vecchia, vai. 1000 lire che è nell'età dello sviluppo. Tassi 774.
Ma la macchina? E ancora non me l'hanno consegnata. Pensi che sono 2 mesi che l'ho prenotata. Signorina, posso accompagnarla a piedi? Guardi che con me la strada le sembrerà più breve che in taxi. Sembra un ragazzo sfacciato, invece sapesse come sono timido. Dia a me. Grazie. Cling! Oh, questa è una intanto, eh? Che ti devo dire? Io preferisco se viene rosa. Uffa, con questa rosa. Forza, ragazzi, Dai, su! Tira! Immagino, qui ci sono le Dai, ragazze, tira! sento. Su, su, Ma che forza, su, se non tiri non sali, no? Dai, è facile che sorprendiamo qualche bellezza al bagno. E poi facciamo la conta, eh? Dai! Io preferisco se viene rosa. Oh, se parli ancora di rosa, taglio la corda, eh? E piantala con rosa. Oh, ma questo è un palazzo senza donne. Si vede che non sapevano che arrivavamo noi, eh? Dai, tira! Forza! Salve, bellezze! Chi ci sta a venire al mare domani? Eh? A fare il bagnetto? Ehi, guardate che moro, via! Credetemi, sono un bravo ragazzo. Uno con la testa sul collo e i piedi per terra. Ma allora se per voi non sono niente, ditemelo. Ditemelo, così io me ne vado. Vattene! Però va avverto, eh? Se me ne vado, potreste non vedermi mai più. Ma ci avete pensato bene? Eh? Eh? Bella Mora, vieni con noi al mare domani, eh? Che ne dici? Ti piace l'idea? Mi non vengo al mar, non mi piace. Sono morosa ad un alpin. Ma noi ti portiamo anche in montagna, basta che ci stai, mi son così infio d'un alpingo, straghetto, no, straghetta. Guarda Vasco, Che c'è? tira, Che tira! vuoi? Ma che vuoi? Accidenti! Allora, me ne vado? Ma stai ancora qui e che aspetti? L'avete voluto voi, va bene. Arrivederci. Ciao. Beh, ragazzi, che vi succede? Avete visto i fantasmi? Quasi. Io domani mattina passo, eh? E chi ci sta, ci sta. Cercate di venire che sarà una grande giornata. Levate l'ancora, si salva? Ciao, bellezze! Uno, due. Uno, due. Due. Aldo, la fai venire rosa per domani? Ma se qui non ti vede per niente. Dai, falla venire lo stesso, dai. La facciamo venire? Sì. Come si fa? Già, come si fa? Asmilto, tu non c'hai mai idee, parla, di qualcosa. Voglio rosa. Dai, là. Trovato, ragazzi. Trovato, ragazzi. Olè. E che fai? Asmi, guarda che ti faccio, eh? Roma. No, Rosati. Rosticceria. Rosam. Rosare. Rose. Virgola, eh? Virgola. Mi raccomando, dopo mangiato dategli una botta e fate un bel lavoro. E non lasciate sbavature, sennò sono dolori. Ciao Rosa! Ciao, siamo arrivati. E Aldo? Ha detto che oggi sono io a tenerti compagnia. Se Aldo non viene io torno a casa. Ma dai, Ma vieni, dai, su, vieni, su, stai tranquilla. andiamo, sali. Ma che ci troverai in quest'aldo non lo so, non lo so. È il mio tipo. Ma È un momento. stai attenta, mi fai male. Te le dovresti tagliare più spesso. Ma lo sai che da solo non sono capace, non mi viene la curva. È permesso? Scusate se disturbo, ma io vorrei una tazzolina di caffè. Ho bisogno di prendere il caffè io perché devo andare a lavorare. Un momento, quasi fatto.
Ah, ma che te lo sei sposato a fare quello? Stavamo così bene soli. Vengo! Sono arrivati i selvaggi. E il ditino? Me lo fai domenica, mamma. Ragazzi, mi precipito! Mamma, hai visto la mia camicia? È qui. No, non c'è. E come no, l'ho messa io. Senti, c'è da mettere un punto. Ma Sembra... questo è di Aldo. Pure. Ma almeno il caffè me lo vuoi dare? Ah, papà, non prendere il caffè, ti fa male ai nervi. Il caffè mio sei tu. Aldo, ma vai a messa, vero, prima di andare al mare? Ma naturale, mammina. E stai attenta a non fare il bagno dopo mangiata. Ti potrebbe venire una congestione. Magari. Come? No, dico, magari ci prova. Ma Achille è tuo figlio. Appunto. Fatelo. Fatelo. Ma daglielo sto caffè. Ciao. Ti piace la mia macchina È nuova? bella! C'è pure il trabocchetto erotico, eh? Adesso ti spiego. Mettiamo che lui sia una donna. Beh, un po' magra, ma mettiamo che sia una donna. Io spingo un pedale, trac! Caterina, lo zar di tutte le Russie ti vuole. Sì. Vattene! A Rosa, un giorno o l'altro mi faccio imprestare la macchina, andiamo a fare una passeggiata. Sì, così l'arrestano per corruzione di minorenne. Ma spiritoso, Ah. c'ha soltanto un anno più di me. Sì, un Se anno. credi di sperimentare il pedale con me, sbagli. Ha ragione, ha Io ragione. non ci pensavo proprio. Ehi, c'è Aldo! Aldo! Ecco Aldo! Olè! Buongiorno ragazzi, ciao Rosa, oggi finalmente ti vedo in costume. Voglio vedere che ci trova lo Sei il smilzo. solito antipatico. Dai Vasco, andiamo a prendere le bambine di ieri. Ma tu credi che ci saranno? Sì, quelle inchiodate. Permesso? Permesso, servizio. Ma che Servizio? sono questi? Servizio? 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 Sei signorina? Se lei ha tanta fretta, le cede il posto. No, no, faccia pure lei, e scusi. Grazie del permesso. Un biglietto e mezzo, cabina collettiva. Un biglietto e mezzo, perché? In mezzo sono io. Oh, che bel mezzo che sei! Signorina, che fa? Se ne va! Signorina, sei collettiva, presto, per favore. Signorina! Signore, ehi, signore, i soldi. Vengo subito! Signorina! Signorina, aspetti, per favore. Vedo che è sola. No, sono con mio fratellino, non vede? Oh, beata lei che almeno ha qualcuno. Ma mi sembra che anche lei non sia solo. Non dia retta alle apparenze, signorina, mi sento solo, più solo di un orfano, mi creda. Signorina, vuole che faccia compagnia? Aldo, andiamo, presto! Vengo! Signorina, senta, mi creda, non dia retta alle apparenze. Sì, sì, ma lo sa che mi aveva quasi commossa. Aldo, e lascia perdere le ragazze! E vengo! Un momento, Ti aspettiamo al bar! Allora tu ti prendi l'EDA, eh? E perché non Wanda? Perché Wanda l'ho punzonata a partire arancio mio. Ah, va bene, ma noi sembra bocca asciutta. Ma sei uno sportivo? Ma che sportivo. E tu che fai con questa asciugamano? Oggi è il primo giorno, ho paura dell'insolazione. No, tu hai paura di farti vedere bianco e secco. Beh, pure. Ma che ti frega, stai al mare? Ma poi voi mi sfottete, Rosa già c'è un debole per te. Se mi vede così ho proprio chiuso. Ragazzi, io sono pronto e vado a fare il giro, eh? Vado a tastare un po' il terreno. Ma non tastarlo come l'ultima volta il terreno, se no pigli gli altri Ma schiaffi. perché non sapevano che ero un Chi pugile? sei tu? Eh? Beh, quasi un pugile, lo dice mio padre. Ah, meno male. Ah, Smilzo! Eh! Guarda! Smilzo come tu? Bene. Ah, ma questo è un cappello sardo, mica un paio di mutande. Ma sono mutande, saranno della tua ragazza. La ragazza mia porta queste, e allora non mi piace più. Wanda! Ah, Wanda! C'hai quasi la misura mia! Ma vedi che mutande! Ma non erano le tue? No, le mie sono di pizzo. Ah, cosa fai questa sera? Vedi che vuol dire prendere le cabine collettive? Ho visto, ho visto. Vada fuori. Che gli è successo? Ma signorina! Aldo, andiamo! Lasci in pace, Villero. Laura, sono io, Leo. Aldo, quella non ti vede per niente, andiamo a fare il bagno, tanto ormai la magra l'hai già fatta, andiamo! Vabbè, andate avanti che poi io vi raggiungo. E va bene, andiamo, finalmente soli. Boh. Vieni, Leo, andiamo. Signorina, ma che fa? Già va via. Signorina, aspetti un momento, lo devo spiegare. Aprite per favore. Un momento! Aprite, devo cambiarmi. Ma c'è mia moglie che si sta spogliando, povera donna, nuda! Giacinto, mi stanno gli occhiali di striscio. Lei non stia Ma chi è guardando! che la guarda? Se ne vada via, avanti! Ma poi che ci sarà da guardare non lo so mica, sa. Giacinto, mi sento tutta turbata.
quello? È sempre così lunatico? Piantala. E noi che credevamo di divertirci. Stai tranquilla, anche se Aldo se n'è andato, ti organizzo io un pomeriggio. Ceraffo! Ehi, guarda, Ceraffo! Già me lo vedo, chi è questo Raffo? È un amico, è stato a Parigi, ha viaggiato, un tipo rififì, ora te lo presento, è Raffo! Ehi, Raffo! Fermi, fotografia. Ma credevo fossero di un'altra persona. E poi erano così innocenti che sembravano le mie. Cioè, non so, io non ho neanche guardate. Ma non vedi che stai perdendo tempo? Allora non sei psicologo. Ma tu state zitto, ma che c'entri? Signorina, ma uno non si può sbagliare nella vita. Signorina, mi dica qualcosa. Sono un ragazzo serio io. Mi guardi, mi guardi. Signorina, ma lei mi ignora proprio. Ehi, guarda un po' le ragazze sotto l'ombrellone, se ti piacciono facciamo un bel cambio. Così combiniamo un'orgia. È un'idea, perché pure noi siamo andati in bianco. Vabbè, È ma inutile allora... che fate progetti, perché io mi sono stufata e me ne vado a casa. Ma Wanda, proprio adesso, siamo in tanti, ci divertiamo. No, no, ciao, arrivederci. È un inglese, un po' lunatica, non ci fa caso. Ma... È la solitudine che ci fa fare tante stupidaggini. Crediamo di essere forti e invece siamo deboli e indifesi come bambini. Senti questo, con sti calzoni da donna, le scemenze che dice. Biglietti, prego. Grazie. Biglietto, signorina. Ma questi non sono i miei pantaloni. Lo vede che lei mi ha fatto perdere completamente la testa? Biglietto, lei, signore? E ho messo i pantaloni dello smilzo. Lo smilzo grasso, lei deve pagare il biglietto. Ma come faccio? Non ho tasche, non ho soldi, non ho niente. E se li faccia prestare da qualcuno. Sì, e Le da vuoi chi? 200 lire? Te le presto io. Grazie, sei veramente un amico, poi te le ridò, eh? Lo vede che suo fratello ha subito capito che sono un bravo ragazzo. Ma lei mi ha sorriso. Smilzo, muoviti! Ah, ecco dove è finito il mio nastrino. Ma cos'è, un pantalone a doppio petto? Ma che hai fatto? Mi sembri un palombaro. Sono i calzoni di Aldo, lui per sbaglio si è messo in Un miei. momento. A chi è? Ma cosa vuoi? Ma vai via, ma per carità che abbiamo da fare. Via, via, via. A casa, presto che tardi. Può ritirarla domani. Appena l'ho vista, forse non mi crederà. Ho sentito subito che lei era la mia mezza mela. Conosci la teoria della mezza mela? No. Ma allora mi ha risposto. Abbiamo fatto veramente pace. Eh? Eh? Hai visto? T'ho rotto i pantaloni! Aldo! Non sente, i suoi amici la chiamano. Amici, li conosco appena. La prossima volta che li vedo sono 2 volte. Conoscenze di spiaggia. Signorina, gliel'ha fatto il discorso della solitudine? Ma ce l'hanno proprio con lei. Ma non so chi gliela dà questa confidenza. Ringrazio il cielo che sto con lei, altrimenti mi farei correre. Gliel'ha detto che si sente solo e indifeso come un bambino? Vada pure, io sono arrivata. La fermata è qui a 2 passi. Me la faccio pagare, cornuti. Signorina, aspetti, devo parlare. Disgraziati. Signorina, guardi, non sono dei miei amici, sono dei Mi lasci lazzaroni. in pace e torni dai suoi amici. Gliel'ho detto. Ma mi dia almeno il suo indirizzo, non vuole che la cerchi. Signorina, sia buona. Leo, dammi il tuo indirizzo. Piazza Mattei. Grazie. Disgraziati. Quando la chiappo non la faccio pagare. Bicicletta, su! 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 Su, su! Che sei ancora arrabbiato per lo scherzo di ieri? Ho una sorpresa per te. Sono andato a ritirare le fotografie che hanno fatto a me e Vasco allo stabilimento e ne ho trovata una che ci sei tu con quella ragazza. Quale ragazza? Quella che ci sei tornato insieme.
Che poi sei arrabbiata. Dov'è sta fotografia? Ce l'ho io qui. Ah, ma allora ti interessa. Questa mi sposta meno delle altre. E allora perché ti sei presa la fotografia? Perché nella fotografia ci sto io e a voi questa ragazza non vi riguarda. E allora ti interessa. Ho detto di no, punto e basta. Ciao Michele. Ciao. Oh, c'è tuo padre. C'è mio padre, c'è mio padre, mannaggia la miseria, c'è mio padre, leva le carte, ma che fai? Giochi da solo? Oh, c'è mio padre, presto, aiutami, adesso mi scopre, vieni qua! E Vasco è venuto? Sì, puntuale. Ah, puntuale, tutti i giorni. Tutti i giorni. Hai visto che fusto che è diventato? Gli sto facendo fare una cura di costituente che lo so solo io, quello che mi costa. Ah, ci credo. Ma dove sta adesso? Credo che boxi. Ah, eccolo là. Ah, si sta allenando? Sì. E dimmi la verità, pensi che un giorno si farà? Si farà, si farà. Mannaggia. Un giorno lo farà il vigile urbano. Sta venendo da questa parte, presto, presto. Oh, Ciao Vasco. Ciao papà. Fila su. Come va? Bene, ciao. Sto allenandomi per il Ah, fiato. bene, bene. Per il fiato. Bravo. Papà, mi aiuti, eh? Io volentieri. Togliti la giacca, su. E che devo fare? Niente, tu devi aiutarmi e io ti do gli ordini. Ah, bene, sono contento, solo così diventerai un bosser forte e intelligente. Certo, paparone. E che facciamo? Eccolo qua, guarda, il velocipede. Bello. Eccolo qua. E che devo fare? Tu pedali, eh? Io? Sì, tu pedali. Ah, io pedalo e tu fai il fiato? Sì, tu pedali, io faccio il fiato. Ho capito. Bravo, va. Un piedino qua e l'altro là. Ecco qua il piedino, eh? Sei pronto? Sì. Sei pronto sul piede di Devo partenza? andare? No, aspetta il mio segnale, no. Sì. Sei pronto, papà? Sì. Pum! Via, forza papà che sei solo. Forza, papà. Forza, figlio papà. mio bello, Sì, papà. allenati sul serio. Sei solo Quando papà, un forza. giovanotto è come te, deve avere delle grandi aspirazioni. Che te porta? Basta che sei Allora bravo. puoi fare come ti Sì, pare. papà. Non devi pensare alle donne, Niente. devi pensare al combattimento. Al Sabato c'è il combattimento tuo. Sabato. Il tuo combattimento. Sabato c'è il combattimento. Che combattimento? Il tuo combattimento. Mio. Sì. E che scherzi sono questi? Ho trovato 3 avversari. Ma come? Formidabili. Ma come? 3 campioni. Ma io preferisco... Robusti, Ma colossi. guarda papà, lasciamo perdere. Uno No. piccolino, Eh eh? no, c'è un certo Gianni. Gianni. Che ha la forza, la castagna. Chi è? Lasciamolo Un perdere. cazzotto, non ne sbaglia Non ne uno. sbaglia uno. Bene, No, io c'ho da fare sabato, ho un dai. appuntamento, eh? No, devi Ma io- combattere sabato. Ma papà, mannaggia Sì, la miseria. devi combattere. Ma io non Oddio, voglio. e io non la faccio più. Sabato. Combattimento. Il combattimento. Io non posso. Lo devi fare. Come? Il combattimento. Come ti senti? Stacco. Come va? Male. Lo credo. Te l'avevo detto che tu non hai la stoffa dell'allenatore. Lo so. Ma tu il fiato l'hai fatto? Sì, e tu? Io no. Io l'ho perso. Cosa papà? Aia. Eh? Ai. Eccola già. Ah. Eh. I reni. Eh? Senti. Che c'è? Facciamo una cosa. Sì. Adesso che ti sei allenato bene, io vado a bottega Sì. a lavorare. Tu rimani qui Rimango qui. ad allenarti. Sì. Come hai fatto fino adesso? Oh, molto più da adesso. Mi papà. raccomando, continua così. Ma lo vedi che entusiasmo? Forza! Non aver dubbi, Forza papà, che sì, sabato sì. vedrai Sì, come sabato. finisce. Sabato io vedrò. Vedrai. Papà, ma sabato c'è festa. Oh, conosci Gianni? Gianni, quello che deve fare l'incontro con me. E che è il macellaio? Il falegname. Gianni il falegname, Gianni Rappelli, lo conosco, con 5.000 lire compro l'incontro. Mena. 10.000, Mena. 15.000. Non mena più. Ah, va bene, meno male. Beh, adesso giochiamo, eh. Riprendiamo la partita, tanto mio padre per 3 giorni in palestra non ci torna. Starà a letto con quello sforzo che ha fatto. Presto, le carte. Giochiamo. Oh. Don. Ma che l'incontro? Prendi le carte. Portiera? Portiera? Sì? Cosa desidera? Ma non c'è la portiera? Dica pure a me, sono la figlia. Buongiorno. Buongiorno. Conosce questa signorina? Sì, ma lei chi è? E io sono il fidanzato. Ah, Laura si è fidanzata con lei. E perché? Le dispiace? No, dicevo così per modo di dire. Laura si fidanza e a me non dice niente. Beh, ma queste sono cose personali. A che interno abita? Abita al quarto, però credo che non ci sia nessuno. Ad ogni modo c'è il fratello in cortile che gioca. Ah, tante grazie. Buongiorno, Buongiorno. signorina. Leo! Ciao! Scendi?
Ciao Leo, come Ciao. stai? T'avevo detto che sarei tornato, ti ho portato i soldi. Sei contento? Io ci avevo fatto una croce sopra. Ma come, non ti fidi di me? Non è questione di fiducia. Non avevo nemmeno una ricevuta. E Laura dove sta? Che, porti le scarpe da ciclista? Ma non sono da ciclista, sono da pugile. Che, tu sei un pugile? Eh sì, se no non porterei queste scarpe. Ma quando torna tua sorella? Lo conosci, Duilio Loi? È un carissimo amico mio. Ma quando torna tua sorella? Ma chi è più forte, tu o Loi? Ma non lo so, lui è di un'altra categoria. Ma... Quando torna tua sorella? Ma non ce l'ho, non lo so. Auguri, Laura. Auguri, e perché? Va là che lo sai, c'è il tuo fidanzato che ti aspetta. Fidanzato, ma io non ce l'ho il fidanzato. Ce l'hai e come? È anche un bel ragazzone. Mi porti in forza. palestra con te qualche volta? Ma senz'altro, un giorno ti vengo a prendere e ti ci porto. Leo, Dai? vieni qui. Buongiorno Laura. Sono venuto qui perché vorrei parlarle. Non voglio sapere niente e non vada più in giro a dire che è il mio fidanzato. Che c'entra? Ho detto così, tanto per dire. Certe cose non si dicono nemmeno per scherzo. Va bene, ho sbagliato, ma adesso può starmi a sentire. Io non capisco proprio da dove sia sbucato lei, ma è certo che da quel momento non ne ha fatta una giusta. Forse non è neppure colpa sua, è solo cattiva educazione. Andiamo, Leo. Ma io che c'entro? Tu sei arrabbiato con lui e io devo venire a casa, è un'ingiustizia. Ti è andata male, È andata male pure a te. Perché? A me mica ha detto che non ho l'educazione. Che c'entra? Stammi a sentire. Se tua sorella fosse più comprensiva, io mi fidanzerei. Beh, io che c'entro? Tu ti fidanzi con lei, mica con me. Va bene, ma te ti sarei cognato. Ce l'hai a scuola un compagno che è il cognato? Non lo so. Perché è importante avercelo. Mi pare. Va bene, ho capito, non mi vuoi aiutare. Mi cercherò un altro amico. Peccato, perché avevo da farti una proposta. Che proposta? Di farmi da allenatore. Perché? Adesso non lo posso fare più. Ce l'hai una bicicletta? Una bicicletta, eh? Certo che ce l'ho. E allora stammi a sentire. Tu domani mattina, invece di andare a scuola... La scritta intrepida la devi togliere. Ci devi mettere il nome mio. Perché non mi avevi detto che tua sorella lavora alle poste? Tu non me l'avevi chiesto. E a che sportello sta? Telegrammi. Vieni con me, sbrigati. E l'allenamento è già finito. Sì, lo finiamo domani. Dai. Reggiti forte, eh? Forte. Per favore, mi lasci lavorare. Questo non è il posto adatto agli scherzi. Non scherzo per niente, mi faccia questo telegramma, indirizzato a una persona che mi interessa moltissimo. Non mi faccia perdere tempo, non posso fare un telegramma indirizzato a me stessa. No, mi dispiace signorina, ma lei deve farlo. Non c'è nessun regolamento che lo vieti. Anzi, desidero che venga recapitato entro stasera. $280. Grazie e buongiorno. Ma cos'è, turco, che non riesce a decifrarlo? Oh, eh? scusi, faccia subito. Quello con la maschera è mio cognato. Quasi. Me lo fai fare un autografo? Se mi dai 3 figurine, Lorenzi, Schiaffino e Samuelson. Ah, mappete. Un Lorenzi per un autografo di quello lì? Ma io me lo faccio fare senza di te. Prova? Tanto non te lo può fare. Ci vuole il permesso mio, perché io sono il suo allenatore. Ah, sei tu che l'alleni. Sì, perché? Allora mi raccomando, perché presto c'è il torneo. 10 secondi! Copri lo stomaco anche con la maschera, hai paura dei colpi al viso? Tempo! Doccia è a casa, per oggi è finito. Ciao, Leo. Ciao. Senti un po',
Per caso tu hai una sorella? Sì, perché? E com'è? Bionda? Sì, bionda. E la tua com'è? Andiamo, Leo. Ma con chi ce l'ha quello? Niente, parla da solo. Io ti dico che donna e box non vanno d'accordo. Aspettateci qui, noi ci andiamo a vestire. Aria, che io devo lavorare. Ma che sei, Sugar Robinson? L'ho trovata sul comodino di Laura. Ho visto che c'era anche tu e te l'ho portata. C'era anche un telegramma. Davvero? Allora sei un vero amico. Vedrai che ti faccio una sorpresa. Ehi, questa è la mia cravatta. E allora non la voglio. E quella è dello Smith. E a te che ti frega? Prendila pure. Grazie. Ciao, Leo. Dove vai? Ci vediamo più tardi. Ehi, ma la fotografia? Devo rimetterla sul comodino. E sta attento. Se t'allento un cazzotto ti riformo la faccia. E qui non puoi, casomai su ring. Ciao! Ti senti sicuro, eh? Ma se ti becco tra le corde hai chiuso. Buongiorno signora, sono Aldo Manca. Manca il fruttivendolo? No, Manca della società Intrepida, medio massimo. Come? Medio massimo. Tenga pure, sono per lei. Permette? Posso parlarle? Grazie. Prego, si accomodi. Dove sei stato? A scuola. A scuola? Ci sono stata anch'io a scuola. Così impari a prendermi la bicicletta, hai capito? Ma che ce l'avete tutti con me oggi? Te la faccio vedere io. È inutile che scappi, sai? Tanto a casa ci devi venire. Prima della morte di mio marito abbiamo conosciuto tempi migliori, ma adesso non ci restano che questi mobili. Così la mia preoccupazione è sempre stata di sistemare Laura. Ma allora è stata la provvidenza che mi ha mandato, perché adesso ancora no. Ma fra 3 o 4 anni una posizione a me non me la leva nessuno. Sì, ma lei capirà, 4 anni sono molti. Sarebbero molti, ma con me per casa le passeranno in un lampo. Cara signora, non deve avere preoccupazioni, io la capisco. Le preoccupazioni di una madre sono tante, solo uno come me la può capire. Perché io la pagnotta me la sono lottata. Sono stato in trincea io. A casa mia cosa vuole? Brava gente i miei genitori, ma un po' all'antica. Assenti, indifferenti, mi capisca. Mio padre è un gentiluomo vecchio stampo. Mia madre vive per l'arte. Ho dovuto lottare, avere 2 facce. Una antica per casa e una moderna fuori casa. E poi un bel giorno sono balzato l'attacco e ho conquistato la vita. L'ho dominata. Ed oggi posso guardare tranquillamente al passato e al futuro. Un po' meno al presente. Sì, però 4 anni sono sempre molti. Non sono che 48 mesi. Ma lei il militare l'ha fatto? Eh no, mi hanno riformato. Sono un maggiorato fisico. Ma 4 anni. Signora, lei mi obbliga a dire tutta la verità. Io come giovanotto, lei mi capisce, avrei soprasseduto. Ma Laura ha forzato la mano e mi ha detto: io non voglio perderti, vieni a parlare con mamma. Mamma! Oh, Laura! Laura, figlia mia cara, e non mi avevi detto niente. È un bravissimo giovane, sai? Sono contenta, hai scelto bene. Ma io... No, non dir niente, adesso vi lascio soli un momento. Vado di là a preparare un caffè per il dottore. Lo gradisce avere un caffè, dottore? Ah sì, grazie signora. Mm-hmm. Laura è stato più forte di me. Ma che significano queste bugie? Significano che sono innamorato. Cos'altro potevo raccontare a tua madre? Lo capisci? No, non lo capisco. Allora tutto questo lavoro non è servito. No, è servito solo a turbare la mamma. E tu non provi niente. È la prima volta che sono veramente innamorato. È la prima volta che sono sincero. Chissà quante altre le hai detto. Mai, ti giuro, ti ho nel cuore. Dal primo momento che t'ho vista, Laura, sono innamorato. Guarda, ti faccio vedere una fotografia che ho sempre portato con me sul cuore. Non mi era mai successo. Ma questa è mia. No, questa è la tua. Sono identiche. La mia è più sofferta. Ma non è possibile. Com'è finita nelle tue mani?
L'ho sempre tenuta Sul comodino? Adesso sei la mia fidanzata, eh? Gli altri giovanotti sono tabù. E per uscire ci vuole il permesso di Alduccio Duo. D'accordo? Certo. Brava. Ciao Aldo, da dove esci? Non mi aspettavo di vederti. E invece sono venuto. E sei anche in forma, eh? Grazie, mi sono fidanzato. Fidanzato? E con chi? Con quella del mare? Sì, ma lascia perdere, ma gli altri dove stanno? A casa di Vasco a fare un'orgia. A fare che? Un'orgia. E tu sei rimasto qua? Ma sono tutte ragazze nuove, non mi interessano. Oh, ma sta rosa da rincredito, sa. Ma erano anche in coppia. Ma che importa se sono accoppiati? Noi andiamo giù. Se non ci ricevono con tutti gli onori, gli guastiamo la festa. Ma tu che ti sei fidanzato questa sera hai già sta fregola. Ma che c'entra? L'amore mio è la donna del cuore, la donna da sposare, da mettere sotto la campana di vetro. Niente a che vedere con le altre sono il vizio. E tu che fai qui? E andiamo che ci aspetta l'orgia, Ecco, vai smizzetto! andiamo Vai che subito. l'orgia è tua! Via che sei solo! Pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. 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 Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. È secco. Stecchito. Ecco le ventovaglie! È mai stata in Finlandia? Io no, e lei? Oh, io sì, volevo andarci, ma mio padre... Oh, pardon, mio padre è tanto vecchio, 85 anni. E allora non potevo lasciare lui, la patria, la famiglia. E adesso... faccio il pugile. Anche lei fa il pugilatore? E come no, senta che muscoli, eh? Io non sento niente. Ma come, se ieri c'erano? Fermi tutti, calma, non può essere mio padre. Ora vado a vedere, permesso, vengo subito. Permesso, madame, permesso. Chi è? Telegramma. Telegramma. Ma ciao Vasco, grazie dell'invito. Sei veramente un amico. Ma che invito? E quella chi è? Ma quella è niente, è mia zia. Abbiamo una riunione familiare, abbiamo, fra noi, ecco. Ah sì, era proprio quello che cercavo. Ma cosa sei andato a dire, mannaggia? Ma chi sei tu? Sei Poppea, eh? Mio padre, cielo, è mio padre, via ragazzi, sta salendo mio padre, c'è mio padre. Via, via, presto, presto, via, via, lascialo andare. Ando, senza piso, lascialo andare. Buonasera. 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 Sera. Ma hanno aperto la casa dei padri. La peppa. 13, 18, poi attenzione che vado per la cinquina, eh. Raffo, ce l'hai anche tu il 18, segno quel 18, no? 22, 22. Settete! Ui, papà, ma non eri a Napoli, eh? Ero a Napoli, ma sono tornato. È una consolazione trovare qui tanti bravi ragazzi che giocano a tombola. Comodi, comodi. Continuate pure a giocare senza soggezioni. Grazie, papà. Anch'io quando ero ragazzo mi facevo certe partite. 25. 25, Natale, Natale. 90. La paura. Chi lo dice? 77. Le gambe storte delle donne. Mica tutte però. Ho visto delle gambe adesso di certe ragazze, una cosa formidabile. Chissà dove abiteranno. Ma che stanno qui? Non la viste mai? No, tu? no, no. Beh, che è sto tu? Ma che hai fumato? Io non mi sognerei mai. Fammi sentire. Ah, beh, mi raccomando, figlio mio, lo sport. Lo sport, sì. Guarda questo, guarda che fusto che è diventato, che è campione. Per forza, si sacrifica in tutto. Niente bacco, niente tabacco, niente... Beh, lasciamo perdere, va. 62. La tombola è un gioco che mi piace. Quasi quasi una partita me la farei pure io, con i soldi però. Aldo, cocco di mamma, su sgancia 1400 lire. Non c'ho spicci. E cambia? Non c'ho nemmeno segni. Ma allora non c'è niente. Dammi la cravatta. No, è la mia. Ah, non mi importa di chi è. Remo 2000 lire. Eccole. Oh, meno male, uno che me li dà. Vasco, te, 1300 lire.
Ambo? Ma quale ambo? Ma che dormi? Oddio, questo stamattina deve bossare. Andate a letto, ragazzi, su, in piedi. Andiamo a letto. Mi tocca portarlo a me. Buongiorno, ragazzi, buongiorno, buon riposo. Laura, dove corri? Oh! Ma che fai? Ma non è la Fontana di Trevi. Non vuol dire, per me sono tutte uguali. Oggi mi sento veramente felice. Anch'io. È la prima volta che esco col fidanzato, sai? Però non mi dire che non sei mai uscita con un ragazzo. Sì, qualche volta, ma non era la stessa cosa. E poi a te voglio veramente bene. Tu sei il mio fidanzato. E che fidanzato, eh? Ma io così l'avevo sognato. Anche mia madre sei simpatico, sai? Ha ragione. Ha una fiducia in te. Mi ha detto che mi lascerà uscire quando tu lo vorrai. Così potremo andare al cinema, in campagna, al mare. Calma, calma. Io quando faccio gli allenamenti? Ma io credevo che tu avessi del tempo libero. Non fai niente. Come non faccio niente? Ma io vado tutti i giorni in palestra, sono un atleta, no? Mi alleno sempre. E sapessi quanto sgobbo, vieni una volta a vedermi e capirai allora. No, ti capisco lo stesso, Aldo. Senti, ma proprio non ci verrai mai a vedermi. Ma non ti piace proprio il pugilato? No. Ma è un controsenso, diventi la moglie di un pugilatore e non ti piace il pugilato. Sarà un controsenso, ma io mi sono innamorata di te non sapendo che eri un pugilatore. E adesso che l'hai saputo? Beh, quando l'ho saputo ormai era troppo tardi. Grazie, lo credo. Ma se ci vieni una volta, sono convinto che ci tornerai anche tu come gli altri a gridare Forza Aldo, forza Aldo, forza! Ma io Aldo, te lo posso dire qui, senza bisogno di andare in palestra. Oh, ma adesso non parliamo più di pugilato. No, invece parliamone, scusa. Ma lo sai che un pugilatore lavora fino a 30 anni più o meno, guadagna un sacco di soldi e si ritira? Ma a noi non ci servono un sacco di soldi. Ci basta una casetta piccola, tutta per noi. E un lavoro che ci dia uno stipendio alla fine del mese. E con lo stipendio tu vorresti comprare una casa? Ma ci vuole il pugilato, un campione guadagna 10 milioni per combattimento. Comunque Laura, non ti preoccupare, che Aldo te la compra una casa. Sei tu che devi riempirla di marmocchi. Senti, ma perché non vieni da noi la sera? Mamma sarebbe contenta. Potremmo, non so, giocare a tombola. No! E che ti succede? Ma non posso sentir nominare i giochi d'azzardo. Ma noi non giochiamo mica a soldi. Sì, si comincia sempre così e poi... Vieni, ti faccio vedere Roma. Ecco, guarda qua dentro, Guarda, cerca qualcosa. Cosa? Che ne so, casa tua, l'ufficio postale, un monumento. Ma non c'è niente che ti interessa. Sì, sto cercando. Senti, a proposito, avevo una riunione importante, vado a telefonare. Ma tu, mi raccomando, cerca, Cerca! Va bene. È una scalogna nera. Non posso disimpegnarmi e non posso nemmeno accompagnarti a casa. Ma una di queste sere ti porto a ballare, Tu vai a casa, vero? Ehi, scusi, guardi che mi deve 50 lire. Di che? Ah. Ma ti rendi conto, bambola? E capirai, ho tirato al Madison Square Garden di New York. Al secondo round era già giù, era negro. La gente gridava Come on Jack, come on Jack, come on Jack! Perché in America mi chiamano Jack, no? E allora io con la poderosa castagna e il decreto giù, slip boy. Senti qua. Sei forte tu. Hai dischi a casa? Anche quelli di Belafonte. Banana boat? Banana boat. Meraviglioso. Andiamo. Aspetta qui, Permette, signora? Prego. Grazie. Pronto, sei tu, Laura? Come non è arrivata? Ho lasciato da mezz'ora. E dovrebbe essere già a casa. Va bene, richiamo io più tardi. Finito? Io ho anche dei dischi di rock and roll. Ti piace il rock and roll?
Io ho cominciato studiando danza classica, poi sono passata in rivista. Anche per me la gente si alzava in piedi e gridava, non come per te che ti chiamava per nome, però mi guardava in un certo modo, quasi come te l'altra sera. Ma cos'è? È cambiato umore? Pronto? È tornata? Ma come chi? Laura! Va bene, ritelefono. Cattive notizie. Ma come? Eri tanto allegro? Hai chiacchierato per mezz'ora senza fermarti mai e adesso sembri un funerale. Cos'è? Non ti piaccio più? Oppure pensi ancora al povero negro? Ma quale negro? Quale? Quello del Madison Garden? Ma aspetta qui a non muoverti. Ancora? Pronto? Pronto? Ah, finalmente! È la quinta volta che telefono. Ma che hai fatto? E ci hai messo tanto tempo? Sì, ho capito, ti piace andare in giro senza di me. Sì, sì, però adesso non esci più, eh? Brava. Sì? Sì, ti perdono. Sì, sì, va bene, adesso ho da fare però. Ciao, ciao. Voilà, andiamo! Banana po! A broccolo! Ma deficiente! Ma che fai? No, questa non serve. Ve lo dico io. A mio padre gli ci voleva un figlio come Oscar. Sarebbero stati felici tutti e due. Oh, Oscar è una macchina. Si allena dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera. Ma dove lo prende tutto sto fiato? Dove lo prende? Ma che ti credi? Non serve. La castagna è un dono di natura. Oscar, questo dono l'ha nel destra e nel sinistro. Mi vero, piacerebbe è vero. provarlo. Peccato che non è della mia categoria. Ci sarebbe da ridere. Tu però sei migliorato come stile. C'hai una guardia di pubblica sicurezza. Non fate gli spiritosi. A me della box non me ne importa niente, niente. Poi vorrei vedere te con mio padre. Adesso gli ha pigliato la mania di farmi le fotografie in posa da boxer. Così, meno male che in palestra c'è Beppi che mi allena un po' i ramini. Che delizia! Calma, ragazzi, calma. Dammi le chiavi. Mi raccomando, è attento alle curve. E voi mi venite a parlare di box. Vedi che roba. Oh, ma che fai? Ciao, Fata. Va via, va via. Ma come, non vuoi che ti chiami Fata oggi? Eh? Ma non sono più il tuo coccolone. Senti, andiamo a casa tua a farci un bel calipso. Vattene che sto aspettando il mio fidanzato. E le dici che sono tuo cugino? Perché, non sono un tipo da presentare io? Beh, magari me lo presenti un altro giorno, dai, sali. Andiamo? Eccolo là il mio fidanzato. Mannaggia, sti fidanzati. Ciao, campione. E tu che ci fai con la ragazza mia? Io niente, ho visto la bella bionda, mi sono fermato. Tu non faresti uguale, Tu bisogna che giri, che un giorno o l'altro te pizzico. E se te pizzico te c'ho la carta d'identità per farti riconoscere tua madre. Ma chi pizzica? Cammina, Chi va. pizzichi? Sei di un altro peso, non puoi pizzicare? Sai che puoi fare? Vattene. Il pizzicarolo! Cammina! Ci sei mai salito su quella macchina? Te? No, Lo conosci a quello? no. No, mo devi raccontare tutto, Oscaruccio tuo. Cammina, va! Mammina, è pronto il vestito scuro? Sì, è in camera tua. Che vai a un funerale? Ciao, papà. Che famiglia rovinata, che famiglia rovinata. Ma che fai, non mangi? Mangio quando torno, fretta. Ma la bistecca fredda ti resta sullo stomaco. Che è meglio che resta sullo stomaco a me. No, quella è di Aldo. Pronto, sono Aldo. Buonasera, mamma. Grazie. Ma con chi sta parlando? Ma che mi avete ingannato tutto questo tempo? Non sei tu sua madre? È la madre della fidanzata. Ah, e io che pensavo che avessero scoperto qualche errore anagrafico. Ciao, Laura. Sì, tra mezz'ora passo a prenderti. Sta tranquilla, che non ritardo. Va bene? Ciao, ciao. La mangi la bistecca adesso? No, adesso non mi va. Eccoti 1000 lire. Ma mi dai 1000 lire? Con 1000 lire solo che ci faccio? Dai, devo uscire con Laura. Ma io non ne ho più. Ma che ci faccio con 1000 lire? Ma ti giuro, non ne ho. Ma fateli dare da Achille, che ci sta a fare? Guarda, mammina, che quando mi sposo non vengo più a abitare qui, eh? Va bene, fa come ti pare. Hai visto che ce l'hai? Ricattatore. Mammina, voltati che sto cambiandomi. Ma quanto sei stupido, ti ho fatto il bagno fino a ieri. Lo so, ma adesso sono cresciuto. Puoi voltarti? Guarda che hai promesso che vieni a stare qui, eh? Ma dove vuoi che va il duccio tu di fronte a certi argomenti, eh? Buonasera, signora. Ciao, Carlino. Ciao, Aldo. Salve, Smilzo, ti vedo in un alto uniforme, come mai? C'ho un paio di ragazze da portare fuori stasera. Ah, bene, con chi fai coppia? Dimmi. Con te. Con me? No, io ho da fare, ho promesso a Laura che esco con lei.
Ma sono due cannonate. Cioè, la tua è una cannonata, l'altra è rosa. Anche se mi dicessi che la mia è Marilina, io devo uscire con Laura. No, non puoi. Come sarebbe a dire non posso? No, non lasciarmi solo, non mi puoi tradire proprio stasera. E poi è il mio compleanno. Se è per questo tanti auguri, ma che significa non mi puoi tradire? Io ho l'appuntamento con Laura, la porto a Caracalla. È tanto tempo che gliel'ho promesso. E io c'ho Rosa, è la prima volta che accetta un invito da me. Va bene, non so che farci. Ti prego, Aldo, non lasciarmi solo. Ma non puoi trovare un altro? No, Aldo, devi proprio venire tu. Io a te non ti ho mai detto di no. Smilzo, figura se non mi dispiace, ma è proprio impossibile, mi devi capire. Non ti capisco, no. So solo che non vuoi venire, che non mi vuoi aiutare e che non mi sei amico. E mo ti metti a dire anche i paroloni? Ti dico fatti, non parole. Io ti ho sempre retto il gioco. Che c'entra? Un'altra sera vengo dove ti pare, eh? Che mi importa di un'altra sera? Questa era l'occasione mia. Sono proprio scalognato. Da anni aspetto uno sguardo, una parola di Rosa, e adesso che aveva deciso di uscire con me, tu mi manchi. Tu c'hai da fare. E adesso te lo posso anche dire. Tanto non me ne importa più niente. È stata Rosa che mi ha detto di invitarti, che avrebbe portato un'amica per te. Proprio così ha detto. Esco se viene anche Aldo. E lo sai perché? Perché con me le ragazze non ci vengono se non ci sei tu. Dicono che sono piccolo. Aspetta un momento. Certo che è un bel guaio. Vedo quello che posso fare. Prova a telefonare a Laura. Inventerò una scusa. Se fai questo sei un vero amico. Guarda qua, ho 13 sacchi. Ci paghiamo pure la cena e il ballo. Pago tutto io. Vedrai, li facciamo fuori tutti stasera. Come mi sta? Benissimo. Oh, ma qui fa un difetto. No, no, non c'è nessun difetto. Sei tu che non stai ferma un attimo. Gli piacerà. Sono carina. Sei bellissima. Davvero? Sì. E tu non fare il broncio, che viene al cinema con mamma? Aldo? Sì, sono io. Sono pronta. Devo andare in palestra. No. E non puoi rimandare? No, non posso. Capisco. Mi dispiace. Se vuoi non vado. No, se hai da fare non voglio insistere. Che fai? Non so, mamma e Leo vanno al cinema. Forse andrò con loro. No, non ho una voce strana. Però ci tenevo. Ma non importa. Ci vediamo domani. Va bene. Ciao. Allora vieni al cinema con noi, meno male. No, non mi va ad uscire. E dai, vieni, che se vieni tu convinci la mamma. La convinco. E di che? Di rinunciare a quella bufala con Grecia Kelly e andare a vedere i 7 assassini, no? Dove lo fanno? All'Odeon. Va bene. Ah, ma qua non si ride più, eh. Dai, forza, squagliamocela. Muoviti presto. Ma che c'è? Documenti, prego. Ma quali documenti? Come quali? La patente? Dai la patente, va. Di? Fu Armando Spinelli. E di? Fu ad Algisalani. Ma non si vergogna a fare la contravvenzione a un povero orfano? 1000 lire. Che 1000 lire? Ma 1000 lire è la giornata di un lavoratore, signora guardia. Ma uno lavora tutto il giorno per guadagnarsi 1000 lire e arriva lei così tutto ad un colpo. Ma noi non siamo mica ricchi, signora guardia. Signorino, prego. Sono celibe. Asmi, dai a ste 1000 lire, va. Grazie. Un momento, prego. Che c'è? Ah. Parti, Smilzo. Ma dov'è sto locale? Vicino all'Odeon, è un posto meraviglioso. Vola. Questo sì che è un locale. Signori hanno prenotato? Perché sennò non ci posso. Vedrò di accontentarli lo stesso, si accomodino. Grazie, andiamo? Sì. Sei contenta? Andiamo. Sei felice? Carlo? Che bello qui, eh? Che bello!
Buonasera. Buonasera. Le signore desiderano mangiare? Sì, no, io ho già mangiato a casa. Anch'io però uno spuntino lo farei. Beh, allora ci facciamo portare una pizza per 4 e 4 supplì. Non ne abbiamo. 4 calzoni. Non ne abbiamo. E allora chiudete. Signore, possiamo servire del buon salmone del Reno, del patè de foie gras o dell'ottimo caviale Molosò. Molosò. Lo so per tutti. Sì, per 4, e da bere che c'è? Quello che desiderano. Cocktail, champagne. No, spumante per tutti, vero ragazzi? Bene, allora champagne francese. Ma noi abbiamo chiesto spumante, no? Ma è la stessa Ah, cosa. vabbè. E di che annata? 39, 41? Ma è vecchio, lo porti fresco. Il 41 della classe mia. Mangiate, non fare complimenti. Quanto mi piacciono i baci. E dopo ne avrai tanti. Cameriere, un altro piatto di baci. Andiamo a ballare anche noi? Aspetta, stanno portando il caviale. Ma andiamo a mangiare la capoccetta, va. Ah, sa di olio di ricino. A me piace. No, non mi piace, io preferisco i baci. E io preferisco la pizza, andiamo? Questi sì che sono buoni. Rosa, stasera? Beh, di pure, avanti. Ma però quanto sono felice stasera. Andiamo a ballare? Sì. Rosa, ti diverti? È naturale, a me il lusso piace, è il mio mondo. Ah, io stasera. Ti piace lo champagne della classe mia? Mi viene su per il naso, ma è buono. Andiamo al tavolo? Sigaraia? Sigarette? Sigari. 2. Quant'è? 2000. Che? 2000. Esco un momento, torno subito. Dove vai? Vai, Beh, abbiamo capito. Certo che lo Smith ha avuto gusto a portarci qui, eh? È un covo di sdolcinati, ma ha avuto gusto. Caviale, 4 porzioni, 12.000. Champagne, 2 bottiglie, 20.000. 32.000 lire. Che hai? Niente. Ti senti male? Ma no, sto bene. Anna, Che è successo? ho comprato un vestitino. Ma tu sei matto? Parla piano, sennò ti sentono tutti. Ma che parla piano? Come si fa? Mannaggia. Ma che ne sapevo io? E adesso tu mi devi aiutare. E io ti devo aiutare, ma come faccio? Beh, Va bene, tu sta qui con le ragazze, che io provo a telefonare a qualcuno. Bello, invita a cena stasera. Pronto, Bar Marcello? C'è Vasco? No. C'è Raffo? No. Almeno c'è Romolo? No. Ma allora non c'è nessuno. No, il bar è chiuso per restauro. Ah, scemo, me lo potevi dir subito. Ah, ma che mi hanno lasciato su? Che scherzi sono questi? Ma che scherzi, mi era caduto un cioccolatino. Basta con i cioccolatini, fanno male. Ah, prima facevano bene e adesso fanno male. E adesso fanno male, fanno venire i vermi. Chi è che ha i vermi? Tua nonna. E tu sta zitta. Questo è toccato. hai risolto? Ma che gli è successo? Siamo in alto mare. Siamo naufraghi. Trovato. Qui ci vuole un tipo carico di soldi. Lo invitiamo al tavolo e poi noi ci squagliamo. E chi resta paga. Aldo, sei sempre tu, sei un fenomeno. Signore e signori, buonasera. La direzione dell'Odeon è lieta di presentarvi la grande vedetta internazionale Nicole Riffo nel suo numero di spogliarello. Toi et moi, il y a de l'amour dans nos cœurs. Et la chance est à nous.
sur cette chemin de bonheur. Oui, toi et moi. Nous voyons Questo è il tipo che fa per noi. Nous sommes toujours heureux. Buonasera. E buonasera. Bello spettacolo, Ah, bellissimo. Si metta seduto, vedrà meglio. No, grazie, sto Non bene in faccia piedi. complimenti. Rosa, fai sedere No, il no, no, signore. no, per carità. Guardi, sono fidanzati, vogliono stare insieme. Rosa, fai sedere il signore. Rosa, vieni qua. E tante grazie. Ça fait bien comme Ne vale la pena, toi et no? moi. C'est un vrai paradis. Andiamo ragazzi, che lo spogliarello è immorale. Cet amour qui nous entoure, c'est un vrai paradis. Oh, la vie est si belle, chérie, quand on s'aime. Mille baisers entre deux, ça fait bien, quand même toi et moi. C'est un vrai paradis, cet amour dans nos cœurs nous entoure jour et nuit. E con questo sistema gireremo a sbafo tutti i locali notturni. Signori, il conto, per favore. Quale conto? Ah, ma noi non andiamo via, abbiamo lasciato un amico al tavolo. Quel signore? Sì, ecco. Ah, eccolo, l'amicone mio. Che amico? Sono il proprietario. Beh, Io non ho altro. fuori! Fuori dal mio locale prima che chiami la polizia! Via! E non fatemi più vedere! Pannolloni! Buoni a nulla! Mascalzoni, vieni! Bella figura mi hai fatto fare! Mi porti in un locale di lusso e poi non hai i soldi! Non ti voglio più Ma vedere! non vi arrabbiate, bube, no? Intanto ci siamo divertiti, no? Ma quello è Aldo. Zitto. Che c'è, Laura? Niente. È tutta colpa mia. Se non intignavo per andare all'Odeon, non ti scopriva. Ma no, tu non c'entri. È colpa mia, se almeno ne azzeccassi una. Potessi parlare con tua sorella, le spiegherei come stanno le cose. Io l'ambasciata l'ho fatta. Mi ha detto che con tipi come voi non ci vuole avere a che fare. Ma si può sapere che fa? Non va più a lavorare, è una settimana che non esce da casa, perlomeno con te parlerà. Che dice? E chi la vede mai? Sta chiusa in camera sua e parla solo con la mamma. E che si dicono? Niente. Ma guarda un po' in che guaio mi sono cacciato. E io allora? Rosa non mi vuol più vedere. Ma va, che tutto sta giusta. Con le donne bisogna insistere. Ma che vuoi insistere con quella capocciona di tua sorella? È così, è tignosa. Non ha capito che la voglio veramente bene e che non ho fatto niente. Beh, vai, io vado a casa perché stasera c'ho l'incontro, voglio riposare un po'. Ci vediamo alla riunione. Io intanto vado in palestra a farmi un bel massaggio. Perché stasera voglio dare un sacco di cazzotti. Aldo, Tu qui? Ma che fai? io ti stavo aspettando perché ti devo parlare. Che è successo? Ho detto tutto ad Oscar. Che? Tutto? Ma allora tu sei proprio matta. E no, è che lui mi ha convinta, guarda. E lo vedo. Però mi ha perdonata, sai. Ha detto così che se gli dico sempre la verità, lui mi sposa. Ma allora è matto pure lui. Aldo, adesso devi stare attento. Dice che ti vuole rompere la faccia. E si allena con te? Senti, digli che non mi rompesse le scatole perché in questo momento cascherebbe proprio male. Ciao. Guarda che è calato di peso per poter entrare nella tua categoria. Vuole battersi con te. Capito? Ciao. Ti dico di sì. Ti devi battere in eliminatoria con Oscar. È sceso di peso e nella tua categoria. Stasera sarà la tua grande giornata. Un grande incontro. Se ne cerchi un altro, io con Oscar non mi batto. Ma che scherzi? No, non scherzo, io con quello non mi batto. Allora è finita. E la chiami come vuole. Di tre riprese tra i vedi Piuma, Carlo Lupo, Andiamo? Intrepida e Mauro Andiamo, su. Converti. Vai. Società Pugilistica Roma. A carta velina! Box. Momento. Lo sapevo.
Bella figura hai fatto. Ma io sono. Qui non ti ci voglio più vedere. Portatelo via. Metti. Laura, mi devi ascoltare. No, non ti voglio No, ascoltare. mi devi ascoltare, ti devo spiegare. Non ti voglio sentire. Tu piuttosto, già che l'hai voluto, sentimi. Sei un bell'imbusto da 4 soldi. Sei un illuso, un superficiale, un vanitoso. Ma Laura, Zitto, io... non parlare. Non dire altre bugie. Che cosa credevi? Che mi bastasse la tua bella faccia per avere fiducia in te? No, caro. Io ti ho voluto bene veramente, fin dal primo momento, perché speravo che tu avessi qualcosa lì dentro. Solo avevo paura di te, paura di essere delusa. E vedi, avevo ragione. Ma Laura, anch'io ti voglio bene. No, non lo dire. Tu non sai che cosa significa voler bene. Io ho sperato tanto di aver trovato in te l'amore, quello vero, quello che sognavo, e invece non hai saputo rinunciare a nulla per me. E l'altra sera, quando ti ho visto con quelle, ho capito che m'ero sbagliata. Ma Laura, io quella sera non ho fatto niente. Non ti credo più. Laura, non fare così. Se vuoi ti sposo, sentimi bene, ti sposo domani, subito. Mi dispiace, non ti voglio più. Uno come te non lo sposerei mai. Non mi piace la tua faccia. Hai una faccia bugiarda. Vorrei che fosse brutta ma sincera. Lo so, sai, lo dicono tutti. Tu fai la box, ma non vuoi essere colpito lì. Ci tieni troppo. È il ferro del mestiere. Anche in questo sei poco serio. Ma finalmente anch'io ho capito che è vero. E adesso lasciami perdere. Voglio stare in pace. Cambio. Rispondi. Perché non rispondi? Vabbè, adesso lo vedrai che faccio. Ma lo Smith Fox non la può fare. Non la può fare, lui è magro, non c'ha lo sprint, eh. Questo non ha capito che la box è lo sport della giungla. È lo sport brutale che ci vuole il coraggio, la forza, ci vuole la grinta del leone. Ecco, come te. Io ringraziando Dio a te ti ho dato tutto, la forza, il coraggio, la grinta. Andiamo va che tocca a te. Ma come, subito? E quando se no? Ma dopo cena. Ma quando dopo cena, Io non cammina. posso. Ecco Vasco, salutate Vasco. Vasco, saluta la stampa. C'è la stampa, saluta. Il fotografo Vasco, fotografo. Sorridi. Ma papà, non capisco più niente. E non capisci mai niente, oh, stavolta vince sul serio, vince, sa. Gli ho fatto fare la supervitaminizzazione. È vero. Pensa un po', 1000 lire a fialetta. Sì, era meglio se li mettevi in un libretto postale. Ma stavolta vince. E se non vince, gli faccio la capoccia come in cocomero, è vero che vince? Sì, vinco. E guarda Vedi, chi c'è. guarda un po' chi c'è, va. Gianni, lo conosco. Gianni, ciao Gianni. Oh, ricordati, mi raccomando, stai attento. Sta attento a chi? No, dico, sta attento al combattimento perché io meno. Quello mena sul serio, sa. Meno davvero, sì. Eccolo. Chi è? È l'arbitro. Buonasera, signor arbitro, come sta? Sta bene, è bello. È dalla parte bianco. nostra. Ti farà vincere per knockout. Sicuro? Eccomi qua. Tutto a posto, eh? Tutto a posto. A posto. Già scherza dalla parte nostra. Oh papà, dopo il combattimento invitalo a cena. E non mi lasci sì come no. Al centro? Sera. Ciao. Il ditone. Accidenti, ma che c'è lì dentro? Vasco, mi raccomando, la grinta del leone. Ma no, è così, mi pare a bacchio. Devi menare con brutalità, alla Marciano. Oh, così. Oh, io sono tuo padre, non vedi che roba. Attenzione, ma che fa? Dai, Ma dove vai, papà? Non mi lasciare solo, papà. E va che sono. Avanti, va. Gianni, ma che fai?
Stai fermo, Gianni. Mi avevi promesso che mi lasciavi vincere. No, ma che no, fai? non posso, non posso. È venuta la fidanzata mia, non l'avevo previsto. Mandate via la fidanzata! Mandate via la fidanzata! Gong! Fermi tutti, gong! Ha suonato il gong, l'ho sentito io! Ha Sì, detto gong, l'ho sentito io! Ma che No, fai? Gong, no, Ha detto no, prego! io. Falla ai meni! Ma io non posso... Ma perché non gli ameni? Ma che sei suonato? Ma io no, e tu? E no. va allora! Ma il Lazzarone, gong, sveglia, su! suonato. Va! Sì! Dai dei sinistra! Dai! Forse non ti dice! Oh, quello mena! E girati! Ma non posso girarmi, quello mi aspetta! Ma ce l'hai, ragazzi! Ma chi ce l'ha? Ma chi ce l'ha sta Torna a cagagna? combattere! Dai! Forza! Mena, Mena che sei solo! Dai la trambata! Dai! Bravo, così! Così! Fai caschi! Non togli a quattro! Dai! Va bene! Forza! Una tua! Dai, avanti! Gianni, non fa scherzo! Mena, bello di papà! Oddio! È cascato per te! Uno! Si è rialzato! Dove vai? Chi è Vasco? Vasco! Ma che è Marco? Permesso, posticino. Vasco, vieni qua! Posticino per me. All'altro angolo! Mio amico. Vieni! Ecco! Vasco! Vasco, vieni che ti asciuga, mamma! Metti la sedia, vieni! Vieni bello che ti asciuga! Tirati Su, su! ma che fa casca, questo non va più! Su! Resta a bere! Bevi! Su! Su! Bevi! E bevi! Ma che è? È acqua! Acqua, a me serve un cognac. Ma che sei matto, il cognac prima di cena? Vasco! Vasco mio, insisti che se seguiti così l'uomo è tuo! Dici? Tra due riprese è finito tutto! Dici? Vinci! Vinco. Vinci sì! E chi è quello vestito di bianco? C'è già l'infermiere. Ma no, quello è l'arbitro! Ma è cambiato. Ma Vasco, guarda che se perdi a casa ne faccio due occhi così, sa! Sì. Devi vincere! Per forza! Sì, E te cola, dai! col sinistro. Vai! Tienilo a distanza. Vai, vai Suonato. tu! Forza! Dai, al fegato! Al fegato! Bene Vasco! Gioco di gambe! Così! Così! Non combatte. Ma dove vai? Non vuole combattere, io vado via. Vasco! Ma dagli un uppercut su! Gli devo dare un uppercut. L'hai voluto tu, Ma se gli faccio male, la colpa è tua, E fagli male! vai. Stendilo! Vasco! Ma che? Oddio, il knockout! No! Uno, Alzate, due, Vasco, alzate! tre, 4, Su! 5, 6, Perché non c'è? 7, Ma che è 8, successo? 9, Ma che? Vasco! Vasco, mio bello! Su, alzate! Me l'hanno ammazzato! Me l'hanno ammazzato, povero Vasco mio! Datemelo a me! Dove sta il dottore? Il dottore! A Gianni, brutta carogna, me l'hai ammazzato, maledetti! Siete! Datemelo a me, mi porto via io! Non è uno sport questo! Me l'hanno ammazzato! Vasco mio bello! Vieni con papà tuo, le porte papà tuo! Perché Vasco? Vieni qua, vieni! Mannaggia, Vasco mio! Che Dio ne benedica come vedi! Vasco! Su! Vasco! Svegliati! Mi va via un accidente! Vasco! Ma che sei morto? Vasco! Vasco su! E di una parola al tuo papà! My papà. Ah, grazie, figlio mio, grazie! Lo sai che per me sei tutto! Io t'ho fatto da padre, da madre! Basta! Adesso la box non ci pensiamo più! Sta tranquillo! Noi la box non la facciamo più! Ma che ci frega noi la box? La box è uno sport volgare, triviale, uno sport da bruti! E poi tu, con l'intelligenza che c'hai, Vasco! Ma noi abbiamo un'azienda di trasporti, sa! Tu da domani lavori con papà! Io no! Non vuoi lavorare? Perché ti va male? Non lavorare, lavoro io per te, papà tuo Lavori lavora, tu? sì, su bello. Questa è una buona idea. Sì. Lavori tu. Che? I I denti? Non c'hai i denti, oddio! No, ce l'hai tutti, sì, bello, tutti ce l'hai, sì. A proposito, papà, my papà. Sì. E 2 fuciletti da caccia me li dai? Uno. Sì. Sì, uno. E 10.000 lire ogni settimana? 5.000. 5.000? Ma allora, una 1.100 per me. Una 600. Una 600. E 2 ragazze. No, una ne puoi sposare, no, una. allora non mi conviene. Vabbè, due, che mi importa? È bello di papà, ma che mi importa? Cocco di papà, bello, è bello.
Sono Michele, mi batto! Che? Mi batto stasera con Oscar! Bene, lo sapevo, tu la box ce l'hai nel sangue! Vai Aldo, vai! Forza! Sinistro! Destro! Destro! Via così! Aldo Manca, intrepida, e Oscar Doratti, intrepida. Prima ripresa. Box. No, non è niente. Aldo, allunga le distanze, stai attento, che Oscar mena sodo. Oggi non li sento i pugni. Che è successo? Un miracolo? Fuori secondi. Seconda ripresa. Coprete Aldo! All'angolo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fermatevi, fatemi vedere un momento. Aldo! Aldo! Copriti di più. Ciao. Perché non schivi? Non vuoi vincere? Leo, sta tranquillo. Questa ripresa la vinciamo. Fuori secondi. Via. Ultima ripresa. Così si diventa campioni. Se è così, bravo! se ne può cercare un altro. Ma cosa dici? Perché io qui non ci torno più. Il pugile non lo farò mai. Cosa? Questo è stato l'ultimo combattimento. Aldo! 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 Ti fa male? No, ora non sento più niente. Sapessi quanto mi hanno fatto bene le tue parole, quanto mi hanno aiutato e come mi hanno cambiato. E se adesso non ti piacessi più? Mi piacerai sempre. Leo, vieni? No, non vi preoccupate per me. Tanto vi tengo d'occhio.